Cari telespettatori, buona giornata, ben ritornati con noi, siamo in diretta, ci scusiamo per quei 5 minuti di ritardo, ma proprio perché siamo in diretta abbiamo pescato al volo, dai festeggiamenti possiamo dirlo, due dei protagonisti, dei tanti protagonisti di questo ballottaggio, per commentare insieme quelli che sono stati gli esiti, sia per quel che riguarda naturalmente la città di Padova, uno dei capoluoghi di provincia molto interessanti sotto il profilo dei risultati che si sono conseguiti, ne stanno commentando un po' tutti i media anche nazionali, ma anche per vedere un po' la panoramica dei tantissimi comuni, non solo del territorio della provincia di Padova, ma del Veneto in generale. Allora abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Andrea Recaldin, che è del direttivo dell'ANCI Veneto, consulta finanza locale peraltro. Esatto. Grazie di essere qui Grazie con noi, a lei, ben buongiorno ritornato. Che ha partecipato alla grande kermesse del ballottaggio, peraltro, tra Bitonci e Rossi, con la vittoria di Massimo Bitonci, poi diremo anche come, in che termini, e ce lo commenterà anche al riguardo il nostro Fabrizio Boron, ben arrivato, ben ritornato, esponente della Lega, ma nella fattispecie anche presidente di comitato di quartiere, se non erro. Presidente del Consiglio di Quartiere 6 Ovest, ormai ovviamente decaduto perché i quartieri sono stati eliminati. Sono stati eliminati, comunque fa parte della nuova, diciamo così, staremo a vedere come si vendrà a costituire. Sono il segretario di circoscrizione della Lega di Padova. Ecco, quindi in qualche modo coinvolto senza dubbio in questa vittoria, e anche lei ci aiuterà un po' a capire le dinamiche, tutti un po' i risvolti, come si sono articolati, eccetera. E gli altri protagonisti ovviamente tutti impegnatissimi in questo momento, e noi siamo anche contenti che possiamo avere due esponenti di rilievo per analizzare la questione sotto due versanti e sotto due punti di vista diversi. Poi, se avremo tempo, parleremo anche del discorso relativo alla finanza locale. Sì, ce n'è tanto da parlare. Ci tocca perché purtroppo. Esatto, purtroppo ci tocca, anche perché anche questo fa parte dei titoli e piene pagine dei quotidiani nazionali, e quindi da un po' di tempo. E le persone sono abbastanza preoccupate, perché poi non tutti i comuni si sono attivati nel comunicare, quindi avremo, come ANCI avete anche un po' un onere di informazione da questo punto di vista. Allora, come sono stati questi risultati? Tanto bel sorriso smile. Beh, insomma, voglio dire, sì, insomma, nel senso che poi anche Fabrizio appunto ci aiuterà a commentare, ma sicuramente questi risultati per noi sono stati entusiasmanti, vorrei dire, nel senso che ci sentivamo e aspettavamo che la piazza rispondesse all'appello, perché comunque Massimo, ma tutta la nostra squadra hanno fatto un lavoro straordinario per, appunto, per portare Padova, diciamo così, a vincere. Però diciamo così che quello che ci ha stupito in positivo sono state le dimensioni della vittoria, perché francamente forse neanche noi ci aspettavamo un risultato così eclatante. Vincere sì, ma in maniera così netta no. E questo credo che sia un po' la cartina tornasole della voglia di cambiamento della città. Evidentemente appunto i padovani, nonostante la giornata di incredibile sole, quindi che insomma incoraggiava molti padovani magari ad andare al mare o in montagna, nonostante anche tanti altri fattori che diciamo così non ci hanno aiutato sulla carta, non ci dovevano supportare, poi alla fine diciamo così il risultato finale è stato straordinario. Quindi questo va a merito tutto ovviamente del candidato di Massimo Bitonci, della squadra, del lavoro e dei padovani che hanno creduto in un progetto, in un programma e soprattutto in una persona. Poi quando vedremo parleremo anche di altri risultati. Assolutamente sì. Intanto possiamo anche dire ai nostri telespettatori, visto che siamo in diretta, se comunque siete dei tantissimi comuni coinvolti, perché solo in territorio provinciale sono 60 e passa, quindi sono tantissimi, ma anche in tutto il resto della regione del Veneto, quindi potete tranquillamente telefonare, fare le vostre osservazioni, i vostri commenti o valutazioni o domande ai nostri ospiti. Allora, neanche di stretta misura, no, questa vittoria, neanche proprio pelo pelo, ma ci sono stati dei numeri interessanti che non vi aspettavate in questi termini. Ma guarda, sono circa 7.000 voti di differenza, sono tantissimi. Se poi partiamo da chi diceva che eravamo in svantaggio di 2.700, quindi sono quasi 10.000 la differenza. I pronostici non ci azzeccano, dobbiamo renderci conto. Perché i pronostici, se vengono fatti chiusi nel palazzo, senza ascoltare, no? Poi alla fine la gente, il popolo, che è colui che vota, poi alla fine. Non votano i padroni delle testate giornalistiche, non votano, ma è la gente normale che dice chi deve essere il nuovo sindaco. Noi abbiamo fatto una campagna 3 mesi, perché siamo partiti da febbraio, siamo partiti con questa campagna elettorale, e abbiamo visto un percorso di partecipazione
altissima partecipazione, più ci si avvicinava Cosa vuol dire turno. partecipazione? Cosa intendete dire? Noi abbiamo fatto una campagna elettorale semplicissima. Siamo andati nei bar, siamo andati nei locali di quartiere. Quindi alla modalità della Lega... Certo, ma noi siamo sempre quelli, noi siamo la Lega. La Lega non è cambiata, è quella che sta in mezzo alla gente e sta in mezzo al popolo. Siamo andati nei quartieri, siamo andati nei rioni ad ascoltare le persone e abbiamo iniziato a volte nel bar fare una riunione con 20-30 persone, siamo arrivati agli ultimi incontri dove ce n'erano 200, 250, quindi quando ti accorgi che la gente partecipa, viene, ti chiede... Che cosa voleva sostanzialmente, che cosa chiedono le persone? Chiedevano cambiare questa città. Cosa cambiare questi 10 anni che ci hanno portato ad essere una città riconosciuta non per le cose belle, ma magari per molte cose che non funzionano. Sistemare una città che ormai al degrado, no? Nei quartieri, perché il problema è che la città non è fatta solo di centro storico, che è importantissimo, ma è fatta di rioni, di quartieri dove la gente vive tutti i giorni e dove si vedeva abbandonata, non si vedeva seguita. Poi chi come me ha amministrato un quartiere per 5 anni e si è accorto che c'era un'amministrazione che non poneva le questioni sulla soluzione dei problemi. C'è un problema, lo si risolve. Il cittadino chiede una soluzione, una strada, una buca, un marciapiede e lo risolve. No, era sempre una questione ideologica. E noi capiamo che oggi ha sempre meno peso l'ideologia, non serve. Le persone chiedono i fatti, le cose concrete, a volte anche le cose semplici, ma che siano realizzate. E quindi entrando nei rioni, nei quartieri e ascoltando le persone abbiamo fatto un programma, perché i programmi si fanno sempre per la gente. Cioè, i programmi non sono delle opere faraoniche fatte per qualcuno che deve farsi il mausoleo, ma sono fatte sempre per quello che vuole la gente. L'amministrazione, un sindaco e una giunta amministra sempre in nome della gente, dei suoi cittadini e non in nome di se stesso. Forse questo è stato il cambiamento che abbiamo fatto capire e ciò che ovvio oggi dobbiamo dimostrare, abbiamo una grande responsabilità. Assolutamente, cioè avete anche voi il fiato al collo sì. come a livello nazionale, dall'altra parte c'è Renzi che ce l'ha l'aspettativa di tutti, quindi non è la stessa, cioè è sempre una situazione di grande ansia. Che questa volta abbiamo fatto noi rottamatori però. Questa volta mi sapevo di sì. Ecco, dopo commenteremo anche queste piccole, ci sono delle piccole sottigliezze. I commenti tante volte dei media, dei quotidiani, sono quelli ha vinto la paura, leggevo proprio, adesso non mi ricordo su quale quotidiano è stato riportato questo titolo. È vero questo, cioè è stata più la paura dei cittadini di un'amministrazione che non sapeva gestire la recrudescenza di fenomeni di violenza, di furti e quant'altro, oppure è stato qualcosa di diverso, una paura per un'amministrazione che non era in grado di far fronte alle esigenze concrete? È stato, credo, come giustamente diceva Fabrizio, un mix di fattori, nel senso che comunque è innegabile come ci siano all'interno della realtà della città di Padova dei quartieri e delle zone dove i cittadini hanno effettivamente, anzi avevano, perché adesso veramente le cose cambieranno secondo noi, paura ad uscire anche durante le ore giornaliere e quindi questo chiaramente ha influito in quei quartieri in questo senso, però è anche vero, è innegabile, come diceva appunto il nostro Fabrizio, che nei banchetti, nei gazebo che i ragazzi allestivano durante questi mesi si sentiva la voglia di cambiamento. Nel senso che comunque percepivamo in maniera molto chiara e molto netta come i cittadini padovani volessero girare pagina dopo 10 anni di un'amministrazione che su certi aspetti, non solo quelli della sicurezza, certamente in primis quelli appunto della pubblica sicurezza, ma anche altri volevano cambiare pagina. Quindi la definizione secondo me ha vinto la paura, credo sia del sindaco uscente Rossi, vado a memoria perché l'avevo letta anch'io questa mattina, è limitativa in funzione del fatto che se sì, qua vedo che è riportata proprio dal Corriere del Veneto, esatto. L'amarezza dello sconfitto, la gente non si chiuda nella paura. Esatto, ma non è che, anzi è proprio l'esatto contrario, la gente non si è chiusa, la gente si è aperta, ha cercato di reagire, la gente forse. Si è aperta e ha voluto prendere appunto questa possibilità, cogliere questa possibilità di rinnovamento ed è tanto più, diciamo così, emblematico il fatto, e questo credo sia innegabile, che ciò avvenga in una città dove tradizionalmente, diciamo così, c'è una cultura, c'è un tipo di cultura spostata sul centro-sinistra, diciamo così, e avvenga per mano di un candidato leghista.
sulla carta non ci sarebbe stata partita, se vogliamo dirla così. Poi invece alla fine, proprio perché la città è aperta al rinnovamento e lo ha dimostrato con i numeri, questo, diciamo così, exit poll è stato soverchiato, a ragione del fatto appunto che i cittadini padovani vogliono aprirsi e non chiudersi nella paura, anzi, questo sicuramente, i numeri sono sotto gli occhi di tutti e anche il gap, cioè quindi la differenza che ci ha segnato alla fine evidenzia in maniera chiara ed evidente. Ci sono state sezioni dove il centro-sinistra nel primo turno ha vinto e dove al secondo turno invece ha prevalso la lista di Bitonci. Ecco, quindi avete notato questa differenza, si commentava un po' prima fuori onda, cioè proprio sì. questa, cioè alcuni che probabilmente forse non sono andati a votare, alcuni, altri lo sono andati al ballottaggio, bisogna anche capire questo. Adesso fare un'analisi, diciamo così, più dettagliata adesso forse anche oggi almeno oggi è un po' complesso, però noi avevamo costruito con il nostro staff appunto un semplice programma dove avevamo comparato i dati del primo turno e attendevamo i risultati del secondo turno, di questo turno, quello di ieri, comparando numerosi seggi, anche dove il primo turno il centro-sinistra aveva ottenuto vittorie, vogliamo dire anche in maniera significativa, vedevamo come invece il risultato del secondo turno fosse diametralmente opposto. Segno evidente, probabilmente sì, probabilmente qualcuno è arrivato a votare perché voleva il cambiamento, qualcun altro invece ha fatto appunto un'inversione a U e ha deciso appunto di modificare, appunto di dare una prospettiva a questa città. Ecco, comunque una città indubbiamente difficile da governare, particolarissima, ha sempre avuto una connotazione, a parte quartieri con certe demarcazioni, ma anche delle problematiche diverse da altre città. Questo è un dato di fatto, quindi una difficoltà che si presenta nell'amministrazione, no? Sì, è una città difficile, però allo stesso tempo semplice, ovvero quando ci si prefigge, no, di non ascoltare, di pensare di aver sempre la giusta risposta senza ascoltare le persone, diventa difficilissimo. Quando invece si ha l'umiltà, anche quando si governa, di andare in mezzo alla gente, ascoltare, ti dicono loro cosa devi fare. Ovvio poi ci sono le limitazioni di quello che è la legge, di quello che sono i bilanci, di quello che sono le strutture amministrative, però te lo dice la gente cosa vuole. Quando frequenti il territorio, ed è colui che non hanno fatto, la cosa che non hanno fatto gli altri, perché io dico sempre, il vice sindaco passato, forse l'unico tratto che faceva in mezzo alla gente era sulla pista ciclabile da casa sua al comune, non ha mai visto cosa succede per la città, non ha mai visto cosa succede in giro nel territorio. E quando lo frequenti e vai a vedere che la semplice buca, il semplice marciapiede, il semplice sfalcio dell'erba non viene fatto solo perché magari si progettavano, non so, opere da 50 milioni di euro che non servivano a nessuno, e diventa anche semplice a capire la soluzione di questi problemi. Sentiamo un attimo solo interrompo, vediamo, dovrebbe esserci una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora, dove chiama? Sono Ivana da Arver Grande. Sì signora, dica. Volevo salutare i miei amici Andrea e Fabrizio, fargli i complimenti e una cosa volevo dire, che per fortuna adesso Padova viene disinfettata, va bene? Un bacione grosso a tutti e due. Grazie signora del suo intervento. Buongiorno. A me, io in campagna elettorale ho sempre fatto un esempio semplicissimo, che è una cosa che ci tengo molto perché dava dimostrazione di cosa c'era prima e cosa noi ovviamente vogliamo fare. Ricordo sempre questo vecchio ufficio anagrafe chiuso nel mio quartiere, che per 3 anni da presidente ho chiesto la messa in disponibilità a un'associazione di donne contro la violenza sulle donne, per le ragazze madre, per fare uno sportello di ascolto. Mi è stato proibito per 3 anni con la causale, e questo mi dicevano, che non c'erano i soldi per metterlo a norma, perché gli impianti elettrici non c'erano i soldi. Mi accorgo l'anno scorso, tornando a settembre, che in agosto, in maniera così furtiva, fecero una delibera di giunta dove hanno speso 17.000 euro per mettere a norma lo stabile, e sa cosa serve? Ci vive una famiglia di Rom dentro. Ecco, è semplice, no?
È semplice capire le cose, ma se tu agisci non ascoltando le persone, non guardando le persone, con i problemi che ci sono di persone che non hanno la casa, che non riescono a pagare l'affitto, noi vogliamo fare questo, vogliamo dare la città in mano alla gente. Certo, vogliamo che sia la gente ad amministrare la città, ovviamente attraverso un sindaco che sa ascoltare tantissimo. E una delle prime cose, delle cose più importanti che ha messo nel programma è che il sindaco e gli assessori dovranno fare gli incontri settimanali, i punti di ascolto settimanali nel territorio, non chiusi nel secondo piano del palazzo con 4 uscieri che ti dicono loro quando puoi parlare e se non sei di un certo ambiente non ci puoi nemmeno avvicinare. Noi andiamo sul territorio, le persone le riceveremo, li ascolteremo, ci diranno loro quello che è necessario e questa sarà l'amministrazione che portiamo avanti. Una bella rivoluzione comunque da attuare e forse adesso non per fare similitudini perché sono modalità completamente diverse, volete prendere un po' lo spunto di quello che era capitato a Treviso a suo tempo, perché era una città che era diventata molto in balia di se stessa e poi pian pianino c'è stato un cambiamento, c'è stato il famoso sindaco sceriffo che aveva preso certi provvedimenti supportato però dalla cittadinanza e comunque si muoveva tra la gente, quindi era accessibile insomma come figura. Sì, prima Fabrizio giustamente diceva la Lega è sempre stato questo, no? Quando parlava dei nostri rappresentanti in mezzo alla gente, per la gente. In effetti le modalità con le quali noi ci muoviamo all'interno delle amministrazioni comunali durante le campagne elettorali sono sempre queste, sono sempre quelli di andare in mezzo alle persone, sentire i problemi, portarli a casa, analizzarli e poi su quelli costruire il programma elettorale, non certo all'interno dei palazzi e degli uffici. E questa è una modalità che è stata, diciamo così, utilizzata a Treviso allora dal primo sindaco Gentilini, che poi si è ripetuto nel tempo, perché poi è stato evidente anche nella città della Marca come il buon governo della città abbia portato a risultati e quindi di qui a consenso. E a Padova è avvenuta la stessa identica cosa. Siamo andati sulle piazze, Fabrizio lo sa bene perché lo fa da tantissimi anni, ha acquisito appunto i problemi della cittadinanza e sulla base di quello poi ci si è creato, diciamo così, le istanze dei cittadini. Siccome lei della consulta finanza locale, sì. Il discorso fiscale che è emerso dall'indagine del Sole 24 Ore, sì. Però comunque non credo che, cioè, se uno è padovano sa benissimo di che cosa stiamo parlando, o se lavora anzi a Padova se ne rende conto benissimo. Per esempio l'IRPEF tra i più alti, ma abbiamo anche quella che era l'IMU, chiamiamola come vogliamo, che comunque che resta IMU. Esatto, resta IMU e poi per non parlare di come giustamente molte persone anziane più volte ci segnalarono tempo addietro sulla seconda casa, che sappiamo che seconda casa in realtà non è, ma è la casa che i genitori prendono per esatto, e che va a gravare in modo spaventoso sulle persone, oppure giustamente c'è chi dice che non può neanche più permettersela. In questo aspetto della finanza, quanto va a condizionare? Io le butto la domanda, ci pensa un attimo, i nostri telespettatori restano in suspense, andiamo rapidissimi in pubblicità, quando rientriamo abbiamo più tempo così possiamo rispondere bene e ci allacciamo a tanti altri discorsi sempre relativi a questo aspetto della fiscalità e della tassazione locale.